La Promende infligge il primo dispiacere del 2025 al Monforte Valle del Mela, passa al comunale di Monforte Marina per 1-0 e si porta a -1 proprio dai neroverdi di Cambria. In una sfida equilibrata sono i locali ad avere dopo 2 minuti la chance per portarsi in vantaggio quando il signor Florena di Messina concede rigore su Assenzio, ma dal dischetto lo stesso numero 10 neroverde, ancora in vena di regali natalizi, spara direttamente fuori. Il Monforte non ci sta e nel finale di frazione ci prova con Leo che di testa non trova lo specchio della porta. Nella ripresa però la Promende ci crede di più, sfiorando in più occasioni il vantaggio, prima con Ballarò il cui tiro a colpo sicuro è murato da Trimboli, poi con Currò che dagli sviluppi di angolo alza troppo la mira col destro, quindi con Cambria che su calcio piazzato trova un super Campanella a dirgli di no e infine con Pantano che dal successivo corner in acrobazia centra il palo alla destra del portiere. Al minuto 85 però il Monforte rimane in 10 uomini, viene infatti espulso dall'Oglio, doppio giallo per l'esperto calciatore neroverde, reo di aver reagito nei confronti del portiere ospite Capilli, con i locali dunque che chiudono con l'inferiorità numerica. La Promende approfitta subito della situazione, al minuto 87 assesta il colpo letale quando Ballarò con una fantastica giocata personale indirizza sotto la traversa il pallone che vale di fatto l'1-0 per i giallorossi. Per l'esperto centrocampista classe 97 dei Lucesi si tratta della prima rete in campionato. Nel finale ci prova comunque il Monforte a rimettere la sfida in parità, ma il tentativo di Rasà non sortisce l'effetto sperato. Per la Promende è la quinta vittoria fuori casa, giallorossi che si portano a quota 23 punti agganciano la quinta posizione insieme alla Valdinisi, mentre il Monforte rimane al quarto posto con 24 punti.